Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Fishing Planet, siamo in torneo in Michigan. Ragazzi, bisogna prendere trote, brown trout o brook trout, e la vittoria è praticamente sono due, chiaramente la trota più grossa e la somma della trota più piccola e quella più grossa presa. Abbiamo preso finora una da 3,6 kg, adesso siamo qua con questa da, penso sia anche questa una trotona, speriamo da 4 kg. Ragazzi, sono arrivato quinto in un torneo, ma adesso sparo tutto. Ma faccio vedere tutto, mancano 18 minuti e vediamo un po'. Facciamo vedere la configurazione per il torneo e tutto quanto. Questo torneo sono arrivato massimo, mi sembra top 10, no, 11esimo, 12esimo, forse leggermente fuori. Mi sta un po' sulle balle questo torneo perché qua secondo me ci vuole tanta fortuna a beccare quelle più grosse. Una trota da 4 kg, ho 3,6, era il podio, è 3,6, 4,3, 3,6, 4,4, 3,7, 4,4. Quella più piccola ci sono in media, me ne serve una da 4 kg però, che non ho mai preso finora, mai preso finora in sto lago. Dai, ti prego, regalami il sogno, regalamelo adesso, regalamelo, regalamelo. Beh, invece, che bella, no, 3,8 in realtà, 3,8, ah no, no, non era quella più piccola, è quella più grossa. Aspetta un attimo, intanto andiamo a vedere un po', allora, la configurazione. La configuration, eccola qua. Ragazzi, Fluoro 0,35, Medium Spawn 42,40, Tora 2,90 solita che è la canna migliore, Spira Double Punch 6005. Il mulinello comunque, la cosa più importante è Fluoro 0,35 e l'esca la 42 grammi 40 Medium Spawn. Ok, facciamo vedere subito qua, vediamo se possiamo vedere il mio quinto posto. 14esimo qua siamo arrivati. Forse qua ranking place, eccolo quinto, per pochissimo, vabbè, pazienza. Ok raga, andiamo, aspetta no, un attimo regolamento però, scusa, cioè, un attimo il regolamento. Allora, maximum differenza tra il piccolo. Ah, ok. Vabbè, allora, non so, spero di aver capito ragazzi, però finché non ne prendo un altro non voglio dire niente, non voglio fare figure di merda, cioè. Ok raga, andiamo. Allora devo prendere uno piccolo allora a sto punto, boh. Devo prendere uno grosso e uno piccolo. Chi lo sa? Mo vediamo. Ecco, come tecnica comunque stop and go però più lenta, nel senso sempre 3 di velocità, però non stop and go continuo. In realtà ho preso due bestioni, ho preso. Eh sì, vedi la differenza, deve esserci una differenza maggiore, dai, ho capito. Questo pure sia un small bus, un small mode bus, sì, infatti. Catroia. Devi prendere uno grosso e uno piccolo praticamente. Bene, molto bene. Molto bene. Speriamo di prendere una piccola a sto punto, che palle, però, cioè, questo torneo non mi piace, avevo detto che non mi piace proprio. Sto un po' sulle. Questo è un bus. Il tipico sporco bus. Ok, ciao. Vai, tirare. Comunque quinto posto, ragazzi, sono salito anche bene in classifica, alla grande, perché ci credevo, veramente ci ho sperato al podio per avere questa prima fottutissima medaglietta, ma ancora niente, ragazzi, ancora nulla purtroppo. Ancora niente. Dai, cazzo. No, sto venendo a casa buoni piazzamenti ormai, però manca l'acuto. Ma quanto manca? 15 minuti, dai, ho tempo. Dai, una trottina stupida. Una trottina piccola piccola. Dai, comandino, dai. E qua proprio è difficile, cioè,
è sempre stato un lago ostico in Michigan, sempre quando faccio la modalità libera, proprio mi è indigesto sto lago. Sarebbe bello invece proprio beffare tutti con la prima medaglia proprio in questo lago, che neanche nel free, nella pesca libera, insomma, non mi trovo tantissimo. Niente da fare. Dai, porco, su. Almeno sto trovando le tattiche. È quello che ci ho messo più tempo qua a trovare la configurazione migliore. Ma siamo 89esimi, siamo indietrissimo, cazzo. Vedo che prende una bomba da 4 kg e 4. Porca troia. Andiamo veloci. Dai, però devo prenderne uno piccolo. Cioè, ma porca miseria, sono un po' sfigato, però che cazzo. Siamo proprio sfigatelli, siamo. Dai, vai giù. Comunque il medium spawn va sempre bene. Volevo far vedere il video del quinto posto, però era tardissimo, tanto era domenica, ho detto vabbè, stiamo svegli fin tardi, però non potevo proprio registrare, era un orario troppo impossibile. Ero anche stanco, onestamente. Però il miglior piazzamento, quinto posto, fa bella soddisfazione. Dai, trottina. Posso darmi la trota più grossa, cazzo. Me ne prendere una da 5 kg. Ho preso una da 3,8 e una da 3,7, 3,6. Sto torneo mi sta smaronando. Cioè. Dopo devo provare quello col catfish. Uh, non grandissima. Se è una trota, non grandissima. Neanche un wall, perché si può vedere anche il wall, un altro pesce odioso. Dai, 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 dai. Dai, una trota da meno di 1 chilo. Dai, voglio regalarvi un sogno, cazzo. Vediamo. Sembra una... Sì, sì, sì. Dimmi che è piccola, dimmi che è piccola. Ok. Però sempre grande. Però sì, sì, ho capito. Devo prendere la più piccola. Siamo 62esimi. Vedi, non me l'ero fatto quando ero arrivato quasi in top 10. Pazzesco, devo prendere la piccola e non riesco a prendere la piccola. Però sti tornei sono proprio bastardi, cioè, sono proprio bastardi. Relax, come relax. Perché hanno preso quella da 4, no? Hanno preso quella da 4, una da 1. È così che ti fai la classifica, c'è poco da fare. La vedo molto dura stavolta, eh. Ci vuole una fortuna incredibile. Su questo ci vuole una super fortuna, sinceramente. Dover prenderne una piccola ha poco senso, secondo me. Si può stare come obiettivo secondario, ma riprendere la trota più piccola, per carità di Dio. Però io pensavo che di prendere due trote, che la più piccola deve essere vicina alla più grossa, non più lontana. Era troppo bello per essere vero. Dai, contano 10 minuti. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Non c'è niente. Dopo almeno una da 1 chilo, cazzo. Una trottina da 1 chilo. Proviamo più arriva, vediamo se ci sono arriva. Un po' da bestemmia questo torneo qua, però, eh. Questo è proprio da bestemmia acute.
Siamo indietro qua, siamo molto molto indietro. Certo, questo che ha preso, era il primo che ha preso 4 kg e 5 quasi. La più grossa vuol dire che la prima l'ha presa proprio niente, cioè non è che conto, guarda, già che la matematica non è il mio forte, poi non è che mi rifiuto di pensare che questo Lea 82 è un culo grande come una casa. Dai. Tutti i primi fatalità hanno preso una da 4 kg, però qua in realtà ce n'è uno che ne ha preso da 4 kg e 3 ed è 62esimo Magic Fingers. Io per essere prima devo prenderne una da... sotto il chilo di brutto, non è impossibile. Proprio it's impossible. Il Michigan è proprio così, è proprio difficile il Michigan. Dammi la più grossa, dammi un 5 kg di trota. 8 minuti, 8 minutes. 8 minuti. Prende anche poco, oltretutto. Eccola qua. Mm. Tirano, 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 niente. Sarà 3 kg che non mi serve a niente. Poi 4 kg non mi serve a un cazzo. Che domaroni. Sarà 2 kg. Proprio l'inutilità. In realtà sono migliorato. Sì! No, 4 kg e 3. No, non ci credo. No, questa proprio non me l'aspettavo, tirava pochissimo. Cazzo, siamo in corsa. Devo prendere una piccola. Dai, una piccola, un po' di culo. Siamo 51esimi. 2 kg e 100 di differenza, non me l'aspettavo proprio questa. Questa non me l'aspettavo proprio, dai, come negarsi il sogno. Per fare proprio il torneo per me più ostico. Ho bisogno di una trotina. Dammi la trotina. Dammi la trotina. Voglio la trotina. 6 minuti però. A sto punto mi sbaglio con l'Oregon, non ho fatto una top 10 qua. Me la ricorderei bene. Sinceramente. 6 minuti. Ci vuole un colpo di culo obeso. E con tutto, con questa differenza di 200 sono 50esimo, quindi sono indietrissimo. È proprio difficile questo torneo, è proprio insidioso. E questa è la distanza dove si prendono comunque, sui 40 metri. Ciao commenda. Aspetta. Scusa boss. Dai che speriamo non sia uno small boss. Questo è piccolo. Dai il culo, ti prego. Neanche non guardo, ma la vedo dura. E infatti, niente da fare. Speriamo sì. Ok, peccato, ci speravo. Aia, ci speravo un po'. Comunque si prende che con nuvolo ma è molto più difficile. Cazzo però, che sfiga. Oh.
Ci speravo tanto, qua invece è uno small bus di merda. 5 minuti netti, mancano 5 minuti all'impresa come indiana, dai. Voglio... Dai, come indiana. Regalaci un sogno, come. Tu che sei il creatore di sogni. No, fanculo. Fuck off. È pazzesco, se con un 200 sono 50esimo devo fare... Dai, dai, dai. Adesso devo studiarmi anche la tattica per i catfish in Missouri appena finisco qua. Non è che siamo nella zona. Regalaci un sogno, come. Comendino, dai. Ancora un tiro, due forse. Niente da fare, Proprio, non ci siamo. Come fanno? Come fanno a prendere... veramente, la fortuna non è proprio nostra, perché qua solo quello ci vuole. Onestamente non so che tattica ci vuole per prendere quella più piccola. Non penso ci sia, sinceramente. Prendiamo pochi punti esperienza però qua, Non ne prendiamo tanti. Andiamo un po' più piano, tanto abbiamo visto che prendono tutte sui 40 oggi. Manca pochissimo. Vai tutti insieme, ti fate per il cume, raga. E fate anche voi tornei chi gioca a Fishing Planet, assolutamente, che sono bellissimi. Anche se danno fastidio, danno i nervi, perché voglio sta medaglietta, la voglio. Almeno una la devo ottenere. Sia oro, argento o bronzo non mi interessa, ma voglio aumentare la mia statistica. Il mio carniere deve aumentare. Niente da fare. Dai! Niente, non arriva nulla. Non arriva nulla. Pink Floyd. Vabbè, andiamo su. Proviamo The Final Shot, penso. E dopo andiamo a vedere la tattica per i catfish. È un pesce che non prendo da tantissimo, cazzo. Scusa vecchio se non ti rispondo, ma sono in torneo, The Jack. Sono concentratissimo, ragazzi. Portate tutta la carica positiva per il Kuma. 51 secondi, ultimo tiro. O prendo adesso o basta. Niente, questo torneo non va, non è andato proprio al massimo. Bastava una piccola. Che nero. Guarda questo, ha preso 2,7, 56. Guarda che roba, ha preso una da sotto, non ho parole, sto zitto che è meglio. Cazzo, non ce la faccio. Non ci credo 15 secondi. Magari è quella buona. No, no, è grossa, è grossa. 9 secondi.
No, non ce la faccio. 3, 2... La sera piccola mi ammazzo, no, mi suicido. Ma dai, però vedi, questa è in tutte le gare qua. Se allami prima della fine, vale. A fare in culo, va. A fare in culo, andate. Vediamo com'era. Spero grande, sinceramente, se no veramente mi incazzo. Sì, 3-5, non cambiava niente, non cambiava niente. Ma boh, raga, è finita, penso finiremo 60esimi, non lo so, giù di lì comunque. Ok, andiamo a vedere la prossima. Prendi catfish, usa float fishing, quindi galleggiante, ok. Max total wave catfish, ok. Vabbè, questo è semplice, quindi il miglior catfish è il totale che ho nella Keepnet alla fine della competizione. Massimo livello 2. Ok, registriamoci, così è la prima volta che facciamo questo torneo. Ok raga, ho saluto il commendatore veneziano, avevo visto la tattica per questo lago. È molto difficile, però ci vuole anche molta fortuna. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao!